Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, le proteste dei richiedenti asilo all'ex Zanusso di Oderzo sono un atto di inciviltà nei confronti delle comunità locali. Non può essere questo l'effetto dell'ospitalità e dell'accoglienza, dice. Le loro richieste, prosegue in una nota a parte la prefettura, saranno valutate secondo i criteri generali in uso per i richiedenti asilo. Mentre in un primo momento le richieste sembravano tutte diciamo legittime, poi per esempio ho sentito una richiesta che chiedevano di poter entrare e uscire ad orario libero. E in realtà invece loro sanno benissimo che non possono farlo, perché nel momento in cui hanno, gli comunicano le condizioni per essere qui, sanno benissimo che dalle 8 alle 8 non possono uscire. Rischio addirittura di perdere il diritto di richiedenti asilo. E alla rabbia dei migranti si sovrappone quella dei residenti. Praticamente sono stati messi là come degli animali sotto un tendone, che tra l'altro se lei mette degli animali sotto questi tendoni, tempo zero arriva lui se ti fa chiudere tutto. Qua invece è tutto permesso. Qua non si capisce niente, non si riesce a capire quanti sono, cosa sono, se sono stati vaccinati, se hanno malattie. Si dice in giro che ci sia stata la tubercolosi, si siano azzuffati tra di loro, perché poi ci sono anche diverse etnie dentro. Lei che vive qua, cosa ne pensa di questa protesta? No, al momento non posso parlare. Io agisco adesso, solo agisco. Cos'è successo? Cos'è successo? Faccio raccontare dai carabinieri e chi di competenza. Io agisco solo. Questo è un problema che effettivamente tutta la città di Oderzo deve sicuramente risolvere questa amministrazione comunale. Martedì 12 e giovedì 14 luglio è previsto un incontro del sindaco di Oderzo con il prefetto. È una situazione che rischia di diventare esplosiva, per cui è fondamentale mantenere la calma, rimanere in contatto con tutti e non accendere scintille.